Sergio Giordani è ufficialmente il nuovo sindaco di Padova. A Palazzo Moroni il passaggio di consegne con il commissario straordinario Paolo De Biagi sancisce l'inizio della nuova amministrazione. Sento anche il peso delle responsabilità, dei doveri, sono dei tempi da rispettare, degli accordi da trovare. Per me sono cose nuove, sto imparando, ogni giorno imparo. Per la formazione della nuova giunta il tempo stimato è di 10-12 giorni. L'unico accordo che ho con Arturo è che in proporzione ai voti che ha preso rispettano i diritti, punto. Ma ho detto solo che mi prendo la delega della sicurezza, della migrazione e le case popolari. Paolo De Biagi saluta Padova. Sono stati 4 mesi intensi, ha detto, in una città in cui non è mancata la tensione politica. 4 mesi in cui sono state fatte anche tante cose. Il recupero dell'ex Foro Boario, ma penso anche alla gara sul trasporto pubblico locale. Penso anche alla caserma Piave. Sergio Giordani è arrivato in municipio con 2 libricini fitti di appunti scritti a mano durante questi mesi di campagna elettorale. Che cosa c'è scritto? C'è scritto anche le piccole cose, c'è scritto che quel determinato marciapiede ha problemi, è rovinato perché una signora è caduta, si è inciampata, che c'è un problema dall'altra parte, tutte piccole cose che però sono grandi cose per i cittadini.